Si va verso la chiusura del mio secondo mandato, avevo voglia di mettere in fila un po' di pensieri, di riflessioni, di proposte maturate in questi anni di lavoro in Consiglio regionale. Il titolo è Nella pancia del leone perché nella pancia di ognuno di noi succedono delle cose importanti, fondamentali perché noi si possa vivere e star bene, ma non visibili. E mi pare di aver cercato di mettere in evidenza cose che succedono nel Veneto ma che si vedono poco. E ovviamente il leone è il Veneto, insomma, nella pancia del leone perché il leone è il Veneto. Penso che un pregiudizio anti-urbano, anti-città, abbia connotato il Veneto, che poi vuol dire insomma, il campanilismo, il fatto, un provincialismo molto forte nel Veneto, abbia connotato in senso negativo gli ultimi 20 anni del Veneto e gli abbia impedito di agganciare grandi opportunità di crescita economica e sociale. Invece in tutto il mondo la crescita vera avviene nelle città, nelle grandi aree urbane. Noi abbiamo la fortuna di essere, dal punto di vista demografico, uno dei primi 300 aggregati urbani nel mondo. Questi 300 aggregati urbani nel mondo occupano solo lo 0,3% della superficie terrestre, ma ospitano il 25% di tutta la popolazione del mondo e generano il 50% di tutta la ricchezza che si crea nel mondo. Allora il Veneto deve decidere se vuole giocare in quel campionato o se si accontenta di vivacchiare, sapendo però che siccome viviamo tutti connessi, non ci è concesso di star fermi. Nel mondo è come, faccio l'esempio della bicicletta, è come essere in sella a una bicicletta in una strada in salita. Tu non è che puoi star fermo, cioè se stai fermo scendi e cadi, puoi solo spingere e salire. Allora noi dobbiamo avere questa consapevolezza, sapere che possiamo essere una grande città, una grande realtà urbana e come tale dobbiamo aggregare, connettere, mettere insieme tutto ciò che oggi è diviso in 1000 campanili. In ambito sanitario la mia proposta principale è questa, superare ogni dualismo Padova-Verona e superare ogni campanile. L'azienda ospedaliera può avere 5 sedi, può avere le attuali sedi dei principali ospedali, ma deve essere una. Dove c'è una grande specialità, un'alta specializzazione, deve essere una. Se Padova è più brava a fare alcune patologie e Verona è più brava a fare altre, non devono esserci doppioni, non devono esserci queste competizioni assurde, perché solo così, solo dove io ho una casistica sufficiente, cioè quando l'alta specializzazione può basarsi su una casistica di 5 milioni di abitanti, che sono gli abitanti del Veneto, allora io riesco a dare una risposta di grande qualità e posso portare la sanità del Veneto ad essere uno dei 5-6 primi poli ospedalieri d'Europa. Altrimenti anche qui noi abbiamo un meccanismo della competizione europea, diciamo, della possibilità che ha ogni cittadino già oggi di andarsi a curare anche all'estero, nell'ambito dell'Unione Europea, dove ritiene che ci siano le cure migliori, che rischia di portarci via non solo pazienti ma anche risorse, perché è vero che ognuno di noi può andarsi a far curare dove vuole, ma è vero che è il sistema di partenza, quello veneto, che poi paga queste cure e pertanto anche in questo caso noi non possiamo star fermi dove siamo, dobbiamo decidere se investire per crescere, altrimenti rischiamo di declinare.